senatrice Paola Nuñez, ha facoltà di intervenire. Buonasera, grazie Presidente, grazie colleghi dell'attenzione. Silenzio per favore. Volevo ringraziare anche il Governo per le belle parole della relazione di apertura, il Ministro Orlando e le belle parole che ha tenuto alla Camera incontrando la Commissione Ambiente, ma a noi le parole non bastano, noi seguiamo i fatti perché i fatti non mentono. Come accade in tutte le democrazie avanzate, è utile mettere sotto la lente di ingrandimento chi Per finanzia... favore, un po' di silenzio. Prego, senatrice, mi scusi. Grazie, Presidente. Mi scuso a nome dell'Assemblea. Prego. Grazie. Come accade in tutte le democrazie avanzate, è utile mettere sotto la lente di ingrandimento chi finanzia fondazioni e politici. Questo è importante per monitorare meglio azioni di governo che si fanno in campo ambientale, energetico, nel settore dei giochi d'azzardo, nell'informazione, nei trasporti, nei lavori pubblici. Una legittima e particolare attenzione va posta in tal senso alla Fondazione Vedrò. L'associazione di Enrico Letta, fondata nel 2005, definita una think net, un pensatoio. Tra gli sponsor della fondazione, colleghi, vera unione del governo PD-PDL, abbiamo i colossi del gioco d'azzardo, Sisal e Lottomatica. Per energia e ambiente abbiamo Enel, Eni, Edison. Per i trasporti, Autostrade per l'Italia, per il settore alimentare Nestlé. Ben 7 personalità trasversali del governo fanno parte della Fondazione Vedrò. Il Presidente del Consiglio Enrico Letta, il Vicepresidente nonché Ministro degli Interni Alfano, il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, quello per le infrastrutture Lupi, il Ministro dell'Agricoltura De Girolamo, delle pari opportunità Idem, della Salute Beatrice Lorenzin, ex ministri come Passera e diversi importanti. Non si sente. Deve completare l'intervento. Scelta Civica, come Polverini, Bernini, Boccia, Carfagna, D'Ambruco, l'europarlamentare ex ministro De Castro, Della Vedova, il leghista Giorgetti, Madia, Leandri, l'ex ministro Padrone Griffi, Ravetto, la presidente del Friuli Serracchiani e ancora il sindaco di Firenze Matteo Renzi, quello di Verona Tosi, quello di Napoli De Magistris, quello di Bari Emiliano con l'illustre partecipazione del figlio, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E tanti giornalisti illustri come Curto Martese, Filippo Facci, Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani, tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che ci inquieta. La legittima, ma per noi non condivisibile, proposta di Vedrò in merito all'energia privilegia indubbiamente gas e idrocarburi rispetto alle rinnovabili e al risparmio energetico. Grazie. Piena sintonia. Il tempo per gli interventi di fine seduta è limitato, ci saranno ulteriori occasioni.